Emiliano Galati, segretario regionale della FESSA CISL, quali sono le misure contenute nel decreto rilancio a favore dei somministrati? Le misure che col decreto rilancio sono state stanziate per i lavoratori in somministrazione sono molteplici. A spunti sono tre, diciamo. La prima è la TIS, cioè la cosiddetta cassa integrazione per i lavoratori somministrati, il trattamento integrazione salariale, che viene parificato alle casse integrazione ordinarie, e cioè anche per i somministrati sarà possibile un'estensione complessiva di 18 settimane. Quindi c'erano state una serie di incertezze, ma anche grazie all'intervento della FELS e della CIS nazionale si è prolungato e si è allineati alle normali casse integrazioni ordinarie e straordinarie. L'altro punto fondamentale che riguarda i lavoratori in somministrazione è che il divieto di licenziamento varrà anche per i lavoratori somministrati, e cioè fino al 17 agosto del 2020 per gli oltre 35.000 lavoratori somministrati nella nostra regione non sarà possibile licenziare per giustificato motivo oggettivo, e quindi anche questo è uno dei punti fondamentali che avevamo sempre indicato nell'agenda sindacale. Infine, è allargato per altre 2 mensilità, nello specifico aprile e maggio, il bonus per i dipendenti di agenzia e lavoro interinale che hanno lavorato nelle aziende cosiddette turistiche, e quindi complessivamente, comprendendo marzo, saranno 1.800 euro il bonus complessivo per i lavoratori somministrati di questo settore. Infine non tralascerei una battaglia storica della FELSA e della CISL rispetto al congelamento delle causali, cioè per la prima volta dal decreto dignità sarà possibile per le agenzie non avere l'obbligo di indicare la motivazione con il quale viene rinnovato il contratto dopo 12 mensilità. Per queste ed altre molte informazioni che ancora contengono il decreto rilancio rispetto ai lavoratrici e ai lavoratori in somministrazione, vi invito a contattare per prenotazioni i colleghi della FELSA CISL che sono presenti all'interno delle 5 UST della CISL del Veneto operanti sul territorio.